Andrea Rognoni. A te la linea. Grazie regista, siamo qui con Cultura Popolare Italiana. Sotto Natale mancano una manciata di giorni, 2 settimane esattamente, e siamo a Natale 2024. Allora noi abbiamo vogliamo consultare uno scrittore molto noto per le sue pubblicazioni che riguardano le isole britanniche, indagatore di letteratura, di mondo tradizionale, di miti di varia natura, ma anche, sappiamo, profondamente cristiano e interprete della stessa tradizione cristiana. Ecco con noi Paolo Gulisano per parlare dell'ultima parte dell'Avvento e da Santa Lucia, che è il 13 fino a Natale. Vediamo un po' se è in linea. Pronto Paolo? Ciao Andrea, ben ritrovato. Eccoci qua, grazie per avermi invitato a questa puntata natalizia, perché grazie magari a questa puntata magari i nostri ascoltatori potranno vivere anche meglio, insomma, il Natale, festa antica, festa cristiana, con, come dire, perché no, anche non c'è niente di male, anche radici pre-cristiane, quindi si colloca vicino al solstizio d'inverno, che era una data cara a molte popolazioni, diciamo così, popoli pagani dell'antichità, i romani, ma anche i germani, i popoli norreni, dove presso i popoli norreni esisteva anche una festività importante chiamata Iule, che appunto iniziava proprio intorno al giorno di Santa Lucia e arrivava al solstizio. Solstizio importantissimo per i popoli nordici, perché insomma il 21 dicembre il sole arriva, come dire, al minimo, ai minimi termini, non scalda più come prima, appunto è il culmine, è la data che segna l'inizio dell'inverno, ma da quel giorno in poi il sole ricomincia il suo lento cammino, cioè il giorno del solstizio, il giorno più corto dell'anno, con meno luce, e però come dire, da quel momento piano piano, giorno dopo giorno, le giornate torneranno ad allungarsi. Quindi per i popoli antichi era un segno di speranza, cioè si arriva quasi proprio al vertice del buio, ma poi la luce ritorna. Guarda caso, appunto, è una festa della luce, in qualche modo anche Santa Lucia, lo dice il nome stesso. Santa Lucia è il 13 dicembre, venerata come santa dalla Chiesa cattolica, ma anche dalla Chiesa ortodossa, dalle chiese orientali. E di chi si tratta? Di questa santa, appunto, venerata anche nel mondo scandinavo, anche se appunto ormai la Scandinavia è stragrande maggioranza protestante, ma ancora oggi le bambine si vestono, portano le candele con le vesti bianche, eccetera, eccetera, quindi nel mondo ortodosso. Poi, quindi nella nostra benamata penisola è molto importante, ad esempio, di tutta l'area dell'ex Serenissima Repubblica, cioè il Veneto, ma anche la Lombardia, diciamo così, la Lombardia cosiddetta veneta, cioè le province di Brescia, di Bergamo, di Mantova, ma Santa Lucia è festeggiata anche a Cremona. Quindi, oltretutto, porta i regali ai bambini. E quindi ha preceduto Babbo Natale, un'invenzione un po' tardiva, anche se poi anche qua un po' modellata su San Nicolò, che abbiamo appena festeggiato, San Nicola.
Allora, chi era Lucia? 2 parole per descrivere questa importante santa. Fu una martire cristiana. Era nata a Siracusa, in Sicilia, nell'anno 283, quindi era evidentemente un abitante della Sicilia di cultura greca e anche probabilmente di etnia greca, con un nome greco. Sapete che appunto la Sicilia ha visto il passaggio di moltissimi popoli. In questa fase siamo nel III secolo d.C., sicuramente la Sicilia era soprattutto ancora greca, anche romana, aveva avuto ovviamente una colonizzazione romana. Comunque, diciamo, nasce nel 283 e muore il 13 dicembre, che è il giorno della sua festa, il giorno del suo martirio. Fu uccisa martire durante la grande persecuzione dei cristiani che era avvenuta sotto l'imperatore Diocleziano. Quindi l'etimologia del suo nome è evidente: lux, luce, la luce, e quindi e tra l'altro il suo martirio, la sua uccisione fu preceduta da orribili torture che le vennero cavati gli occhi. Per questo Santa Lucia è ancora oggi invocata a protezione delle malattie degli occhi. Ecco, qui io insomma da medico, come sapete, nella vita, oltre che occuparmi di cultura eccetera, sono medico e quindi è importante Santa Lucia proprio perché si invoca contro le malattie degli occhi. E quindi è la santa patrona ovviamente delle persone non vedenti, è la patrona anche degli oculisti, cioè quelli che si devono occupare, ecco, delle malattie degli occhi. Perché è così importante a Venezia? Perché si festeggia nel Veneto? Perché le sue spoglie mortali sono custodite a Venezia. Il luogo di culto e quindi di sepoltura di Lucia è proprio il santuario di Santa Lucia a Venezia, quindi lì sono custodite le sue spoglie mortali. Poi ovviamente venerata anche nel luogo di nascita, che è appunto Siracusa, quindi anche a Siracusa c'è un santuario di Santa Lucia, ma a Venezia è colei che custodia a questa prerogativa, a questo onore anche di custodirla. Quindi, cosa dire ancora di Santa Lucia? Ecco, suo padre si chiamava anche lui Lucius, in qualche modo era nel DNA, era nel destino, nel nome, dicevano i latini, nome nomen, cioè il nome è il destino. Quindi era una cristiana, potremmo dire davvero un'ardente cristiana, e aveva anche, come dire, deciso di consacrarsi, quindi di diventare una religiosa, però non era fuggita dal mondo. Lei si occupava proprio dei malati, anche dei bisognosi, eccetera. Quindi quindi non è stata solo per un gesto eroico al termine, diciamo così, della sua vita. Al termine aveva 21 anni quando venne appunto martirizzata, ma aveva già questa vita dedicata agli altri. E poi si scatenò a Siracusa, come in altre parti dell'impero romano, una persecuzione dei cristiani. Le venne chiesto, lei era appunto nota perché per la città si recava dei malati eccetera eccetera, e non faceva mistero del suo essere cristiana, quindi venne arrestata e le venne imposto di abbiurare, e naturalmente si rifiutò. E ci sono diversi episodi legati appunto anche
al martirio, prima appunto di essere uccisa, venne, come dicevo prima, accecata, ma prima ancora venne, come dire, le venne infisso un pugnale in gola, ne fecero di tutti i colori, povera Lucia, poi alla fine le tolsero gli occhi e poi alla fine la uccisero. Ecco, quindi il culto si diffuse subito in tutta la cristianità. Appunto questa ragazza, tra l'altro una ragazza bellissima, viene sempre anche, come dire, nell'iconografia tradizionale descritta in questo modo. Peraltro a volte l'iconografia tradizionale la mostra anche con un piatto che contiene i suoi occhi cavati, insomma, quindi. E poi, come dire, finì il suo corpo, ebbe così un po' di vicende particolari. La prima venne nascosto nelle catacombe quando ci fu l'occupazione araba della Sicilia, quindi si temeva che venissero profanate. Poi invece il corpo della santa fu portata addirittura a Costantinopoli per farne dono all'imperatrice Teodora. E poi da Costantinopoli venne portata dai veneziani quando conquistarono la capitale bizantina nel 1204, fu portata a Venezia. Ecco, quindi abbiamo così raccontato la storia di questa bellissima figura. Ecco, quindi sapete chi è che si festeggia il 13 dicembre. Senti Paolo, sì. una domanda. È vero o no che anche in Scandinavia c'è un riferimento a Santa Lucia, cosa che parrebbe come dire, un po' anomala rispetto alla radice mediterranea della stessa? Sì, ecco, esatto. È festeggiata, viene festeggiata in Svezia particolarmente, ma anche in Danimarca, in Norvegia, in Finlandia, dove vengono fatte proprio delle cerimonie. Ripeto, sono paesi ovviamente di fede cristiana ma protestante, per cui però potremmo dire che si è sviluppata questo, addirittura anche in Islanda viene festeggiata. Comunque ci sono vari testi scandinavi dedicati a lei che descrivono descrivono Lucia come portatrice di luce che vince l'oscurità. Ecco, quindi praticamente poi infatti vengono fatte in questi paesi scandinavi, ripeto, Svezia, Danimarca, Norvegia, delle processioni, ecco, ripeto, cose che non esistono più perché la fede cattolica è stata, come dire, espunta dalla Scandinavia con la riforma protestante del Cinquecento, eccetera, però sono cerimonie molto suggestive dove viene scelta una ragazza con un abito bianco, segno appunto di luminosità, di luce, di purezza, con una fascia rossa in vita che è il simbolo del martirio e una corona di candele in testa. E questo è proprio prerogativa dei paesi scandinavi. Hai fatto bene, Andrea, a chiedermi, appunto, in Italia non succede così, né a Venezia né a Siracusa, ma lì in Scandinavia c'è questa processione di donne che la seguono, ognuna che regge la candela. Le candele simboleggiano il fuoco anche, ecco perché dimenticavo di dire, tentarono anche di ucciderla dandole fuoco, perché venne accusata anche di stregoneria, quindi cercarono di metterla al rogo, ma le fiamme non lambivano il corpo di Lucia, venivano respinte. Quindi le candele simboleggiano il fuoco che rifiutò di toccare il corpo di Santa Lucia. Poi appunto questa processione termina
cantando con le donne che cantano una canzone mentre entrano appunto in una stanza, non necessariamente appunto in chiesa, e cantando canzoni. Poi sono le canzoni che poi verranno cantate anche a Natale. Ecco, quindi questo è veramente molto, molto suggestivo ed è significativo appunto di come in qualche modo il cristianesimo si è incarnato, impiantato anche sulle celebrazioni precedenti, appunto su quelle che vengono chiamate appunto i culti pagani, che comunque alla fine erano sempre un'espressione di religiosità che cercava appunto la luce, cercava il fuoco, il calore nel momento in cui appunto inizia l'inverno, in cui si arriva al solstizio d'inverno. Ecco, un'ultima nota sul rapporto simbolico e rituale anche tra Santa Lucia e il giorno di Natale. I bergamaschi e i bresciani più âgés, ecco, no, senza ironia, perché anche noi due ci avviamo lentamente verso quel fronte di guerra. Scherzo, dai. Abbiamo Santa Lucia che ci protegge, no? Quindi, allora, mi raccontano che effettivamente il giorno di Santa Lucia per i regali era più importante del giorno di Natale a Bergamo. E questo in tutta la Lombardia orientale, perfino a Lodi, che essendo bagnata dall'Adda risente molto sia nel dialetto che nelle tradizioni proprio di tutta la pressione che arriva dall'Orobie e dal Cremasco. Ecco, quindi cioè addirittura loro, questi anzianotti, usiamo questi termini, stiamo parlando di persone di 80-90 anni, c'è il mio amico che dice ignobile gruppo al quale non apparterremo mai, no? Cioè, ma sia meschina anima umana, Paolo. Allora, mi dicevano appunto, ma Santa Lucia le proprie, mi parli in milanese, parli no in bergamasco, Santa Lucia è il massimo dell'espressione del regalo, te capisci? E allora, se ne fa, perché addirittura Santa Lucia, secondo te, Paolo, è riuscita nei tempi a battere Natale? Come mai addirittura a questo livello? Allora, anche qui è una storia veramente, veramente bella, veramente affascinante, che non ha le radici nella geografia, nella storia della vita di Santa Lucia, come può essere appunto Babbo Natale, che come dicevamo deriva da San Nicola che dona le mele, secondo la leggenda, ai bambini che hanno fame, eccetera. Però anche qua c'entra l'aver fame. Allora, la leggenda, diciamo così, riguarda proprio Cremona. Ve la racconto perché io sono di madre cremonese, mia mamma era di Cremona e quindi, appunto, come diceva prima, non è festeggiato solo nella Lombardia veneta, ma anche Cremona, Lodi. Allora, cosa era successo? Un tempo, nel Medioevo, c'era una delle, purtroppo, tante carestie che colpivano le popolazioni. Una brutta carestia aveva colpito il Bresciano, la provincia di Brescia, la Bassa Bresciana, non lontana da Cremona. E allora alcune donne di Cremona era stata quindi meno colpita da questa carestia, portarono in aiuto a questa povera gente del Bresciano con una carovana di asinelli carichi di grano, carichi di sacchi di grano, venne portato in questi paesi presi nella morsa della fame. E quindi lo fecero nella notte tra il 12 e il 13 di dicembre, senza nemmeno voler essere, come dire, ricompensate o riconosciute. Per cui questi
questi poveri abitanti di questi villaggi si trovarono il mattino del 13 dicembre con questi sacchi di grano e quindi si pensò che fosse stata una grazia, un miracolo compiuto da Santa Lucia. Poi in effetti, anche se appunto questi generosi cremonesi non avevano voluto rivendicare, si venne a sapere, per cui anche questo era, diciamo, questa è una bella leggenda commovente, però ci dice anche di che cos'era l'antica ospitalità, no? Che voleva che si accogliessero nelle case i pellegrini che cercavano riparo dal freddo, e quest'ultimi magari prima di partire lasciavano un dono sulla porta della casa che li aveva accolti. Ecco, quindi così nasce la tradizione del dono, del donare. Quindi quel dono che fecero di fatto i buoni, generosi cremonesi fu attribuito a Santa Lucia, e da allora la notte di Santa Lucia la Santa porta i regali al mattino del 13 dicembre, i bambini veneti, i bambini bresciani, i bambini cremonesi, i bambini anche lodigiani, mantovani, e trovano, e bergamaschi, perché appunto a tutta quell'area trovano i regali. Al di là di questo purtroppo non si è propagato, ed è un peccato. Infatti, come dicevi giustamente te, a Milano quasi un giorno come tutti gli altri, in Brianza, sappiamo che cos'è il 13 dicembre, ma appunto in tutta quest'area che abbiamo descritto è una festa importantissima, ed è una festa appunto dove alla fine Sai che saltano fuori i io doni. ho sempre pensato, Paolo, a un antagonismo anche geografico tra Santa Lucia e la Befana, perché l'abbiamo detto già altre volte, ci torneremo poi in gennaio. La Befana, ecco, è una figura dell'Italia centrale che va dalla Romagna fino alla Ciociaria. Non è una figura del nord. Adesso sembra una banalità, ma è un'ulteriore dimostrazione che l'universo padano, pur collegato per antiche radici al Mediterraneo quasi greco per Siracusa con Santa Lucia, però in realtà in termini rituali padanissimo, per estensione appunto abbiamo detto della Serenissima, ebbene ha delle figure di dono e di regalo diverse da quelle dell'Italia centrale. Cioè va studiata meglio questo posizionamento geografico. 2 minuti ancora, poi c'è il break. Tu come la vedi sta faccenda? Sì, sicuramente appunto la parola stessa Befana non è altro che una storpiatura della parola Epifania, quindi di Epifanio, Befana, eccetera. Quindi, e lì probabilmente sulla festa dei Re Magi, eccetera, il folklore popolare, però ripeto, giustamente hai detto tu, del centro-sud si inventò questa figura che probabilmente appunto riprendeva anche qui aspetti pre-cristiani, mentre davvero nella fascia padano-alpina non si è mai sentita la necessità di questa figura buffa, ma vengono, come dire, invece celebrati i Re Magi. I Re Magi a Milano è sempre stata una festa importante, proprio perché sappiamo che ci sono ancora le reliquie dei Re Magi nella chiesa, credo, di Sant'Eustorgio, no? Se non sbaglio. Sant'Eustorgio, la bellissima chiesa di Sant'Eustorgio. Esatto, per cui qui noi abbiamo, come dire, vissuto e invece questo è Milano. Nella fascia addirittura trentina tirolese si segna col gesso fuori dalle porte C più M Gaspare, Melchiorre, Baldassarre, C per Caspar, ovviamente, CPM, e l'anno, come dire, sono stati qui, hanno visitato la nostra casa Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, quindi anche qua un culto dei Re Magi, proprio tipico delle regioni padano-alpine. Potremmo davvero dire che questo
tempo invernale, il tempo che una volta anticamente era dedicato al solstizio, Iule, come lo chiamano i popoli nordici, proprio inizia da un 6 a un 6, praticamente dal 6 dicembre San Nicola, per arrivare fino al 6 gennaio. Al 6 gennaio. Siamo arrivati al quindi break, Paolo. A dopo, tra un minuto e mezzo. A dopo. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. A voi la linea. Ecco Paolo, concentriamoci ora sul Natale. Dunque, tu hai già illustrato la radice calendariale anche precristiana del Dies Natalis, luce della notte, luce e notte che si infrangono. Però noi siamo qui di fronte a una tradizione che è penso il centro, assieme alla Pasqua, di tutto il culto cristiano, che, come sappiamo, ha perso progressivamente smalto. Adesso, dopo che sarà finita la nostra comunicazione, io parlo anche di un libro che parla di tavola, cioè come le regioni, perché questa trasmissione è tipicamente, insomma, etnoregionalista, caro Paolo, quindi come le regioni d'Italia hanno risposto alle sollecitazioni gastronatalizie. Però ecco, voglio dire, tutto sommato, non so, sono curioso di sentire come la pensi tu sulla base della tua veggenza. Cioè, tutto sommato l'aspetto mangereccio è il meno grave, perché qui c'è tutta una prospettiva consumistica. Io adesso non voglio fare il moralista, non ci interessa in questa trasmissione fare i moralisti, però ecco, che cosa dobbiamo salvare veramente come cristiani, ovviamente laici, nel senso che non portiamo la tonaca o non siamo uomini di chiesa, però laicamente, ma comunque cosa dobbiamo salvare e perché lo dobbiamo salvare di questo benedetto Natale, Paolo? Davvero quello che mi colpisce è che si sta cercando da qualche anno di fare di questa festa una festa che è inevitabile, una festa semplicemente stagionale. Dicevamo prima, anticamente, prima del cristianesimo era la festa, però come dire, del solstizio sì, ma anche qua con una valenza fortemente religiosa, cioè siamo nelle tenebre, c'è l'inverno, c'è il freddo, ma il sole tornerà. Quindi questa era la speranza. E i romani avevano una festa che si chiamava il Dies Natalis Solis Invictus, anche loro avevano visto questo aspetto, che il sole non è sconfitto dal buio, dalle tenebre, e tornerà in primavera. Il cristianesimo appunto vede nel Natale il ricordo del giorno della nascita di Cristo. Tra l'altro è bellissimo in inglese, perché in inglese è Christmas, cioè il giorno di Cristo, quindi poche balle, lasciamolo dire. Quindi invece adesso anche negli ultimi anni proprio sì, il Natale sta diventando invece season greetings, l'augurio di Natale è season greetings. Auguri di stagione, come se fosse la frutta di stagione. E invece davvero, secondo me, bisogna difendere il Natale, perché appunto, che piaccia o no, è il giorno, perché uno sta a casa quel giorno, quindi anche se
non è credente, non è nemmeno cristiano, di un'altra religione, ma quel giorno festeggia, quel giorno sta a casa dal lavoro, perché è il giorno in cui si ricorda la nascita di Cristo. Davanti a questo evento si deve, prenderne atto. Quindi per il cristiano sarà un prenderne atto pieno di gioia, pieno di gratitudine, per chi non è credente, eccetera, però almeno ponga il pensiero a quello che è accaduto 2000 anni fa, quindi la salvezza che è entrata nel mondo. Un sole che è molto più che un semplice sole era per chi crede il Dio che entrava nel mondo, che veniva nel mondo a portare la salvezza. Sì, ecco, ovviamente tu sai che lungi da me nelle mie trasmissioni usare toni polemici che sanno sempre di, come dire, di minestre riscaldate male, dalla pancia e non dalla testa e dal cuore. Però effettivamente, cioè la centralità del Natale e soprattutto la figura del Cristo si è un po' appannata negli ultimi 30 anni, 40 anni. Cioè, io mi ricordo 50 anni fa c'era quel dibattito che era proprio anche corrotto da questa vena eversiva che poi ha avuto ricadute enormi. Mi viene in mente il film Jesus Christ Superstar, però perlomeno si parlava ancora di Cristo. Cioè qui il problema è che non si parla più del Cristo. Non so, ecco, io voglio sentire un uomo di fede come te, come la pensa su questa faccenda. Guarda, sai perché non se ne parla? Perché anche molti credenti si vergognano di Cristo. Io sento anche persone quasi imbarazzate a dire che credono, che vanno a messa, che cercano di vivere la vita secondo appunto dei principi religiosi. Io non mi vergogno, non ho proprio niente di cui vergognarmi, e non bisogna vergognarsi. Forse davvero anche tanta cultura dominante laicista ci ha proprio indotto quasi a vergognarvi, cioè vergognatevi. Cioè io sono cresciuto, noi abbiamo più o meno la stessa età, Andrea, ma anche tu lo ricorderai, con una cultura dominante che diceva vergognatevi dell'Inquisizione, vergognatevi dalle crociate, vergognatevi dei preti che non sono, come dire, all'altezza della situazione. Sì, a forza di vergognarsi, alla fine del proprio cristianesimo molti si sono vergognati anche di Cristo stesso. Quindi a mio avviso dobbiamo semplicemente rimetterlo al centro e non vergognarci, quindi non bisogna avere vergogna. Io dirò a tutti buon Natale, non season greetings, o nella versione italiana buone feste. Sì, è vero, ma quali feste? Quali feste? Che cosa si festeggia? Per agosto? Qualcosa? No. Buon Natale, buon Capodanno, buona Epifania, tutto quello che cominciamo, cioè non dobbiamo avere paura nello specificare anche qua l'identità. È Natale, non è semplicemente un giorno di festa, non è la festa dell'inverno, non è la festa di Babbo Natale, non è nemmeno la festa della bontà e del panettone, no? Siamo tutti più buoni. No, siamo sempre quelli di prima, però almeno ci si augura che la luce portata nel mondo da Cristo faccia diventare buoni. Non è che Natale sia più buoni per magia, ecco la magia del Natale. No, non c'è nessuna magia, è un giorno magari come tutti gli altri, per la maggior parte delle persone si mangia un po' di più, ma dovremmo pensare, almeno riflettere su questa luce vera che è entrata nel mondo 2000 anni fa. Sappiamo che devi ritornare ai tuoi uffizi medici, per cui davvero ti ringraziamo tantissimo e insomma, cosa possiamo dire? Sicuramente bisogna riflettere su queste parole che tu hai detto appena adesso, anche su Santa Lucia ovviamente è tutto un sistema, no? Che è un po' messo in crisi proprio da un mondialismo che proprio si oppone radicalmente come concezione al local come invece sede dell'intimità
con la tradizione religiosa. Ecco, e quindi insomma, veramente allora, non ci sono più parole. Un grande saluto, abbraccio a te e a tutti, ci risentiamo comunque poi per farci gli auguri, mi raccomando. Grazie Paolo. Ciao Andrea, arrivederci. Arrivederci. Allora, vi ho già citato il libro Natali d'Italia era sul promo. È un libro che sta avendo un enorme successo, Stanislao Porzio, ecco, e con presentazione niente poco di meno che di Stefania Barzini, sapete, appartenente alla tradizione giornalistica dei Barzini, le regioni a tavola nei racconti di chi ci è nato. È un libro unico nel suo genere, proprio perché permette di capire come ogni regione d'Italia, ecco l'Italia che vogliamo costruire noi, l'Italia federale, che anche nell'approccio, diciamo, alla consacrazione gastronomica del Christmas Day, ecco, è ironico naturalmente l'uso dell'inglese, bene, approccia partendo da ogni regione, come si mangia a Natale in Val d'Aosta, come si mangia in Piemonte, in Lombardia, in Trentino, in Veneto, pagina dopo pagina, in questo libro, ripeto, che sta ottenendo un successo al di sopra di ogni previsione. La casa editrice è la Tommasi, Guido Tommasi editore. Ma molto spesso, l'abbiamo già detto, le case editrici minori riescono a donarci delle opere migliori delle famose, Friuli e via. Si percorre tutta l'Italia. No, ovviamente non sono la persona giusta, perché non sono un esperto di gastronomia anche popolare, se non per sentito dire o per acquisizione, diciamo così, diretta in Lombardia, ma non conosco ovviamente tutte le realtà italiane, se non dopo questa lettura davvero preziosissima. Si arriva fino alla Sicilia e alla Sardegna, come attraverso il raccolto appunto da Stanislao Porzio, viva vox dei protagonisti, non di quei cuochi che appaiono in televisioni, che sono diventate delle star molto molto faraoniche e un po' farlocche, ma attraverso la voce del pueblo che racconta, così con dei rappresentanti speciali, come viene costruita la festa sulla base proprio delle pietanze e scelte che vengono fatte a tavola. No? Certo, sappiamo che nel suo complesso la cucina italiana è la più amata nel mondo, è inutile nasconderci, ma in realtà la ricchezza e la vera forza della cucina italiana è quella diciamo, di rappresentare la somma di tante tradizioni regionali diverse. Dico proprio regionali, sì, potremmo dire anche macro regionali alla Miglio, per intenderci, però poi in realtà scopriamo da questo preziosissimo libro, ecco, lo rimostro, Natali d'Italia, come proprio ogni città, ogni provincia ha le sue benedette tradizioni di tavola di Natale. C'è un uso anche delle materie prime, la farina, anziché ovviamente tutta la tradizione carnivora di alcune regioni, specialmente appenniniche o del nord, che appunto esaltano questi aspetti, ma sicuramente c'è un accompagnamento anche a volte musicale di queste libagioni, come gli zamponiari dell'Aspromonte, cito a caso naturalmente, o altre soluzioni che, partendo dall'etnomusicologia, no, servono proprio ad allietare le nostre orecchie anche quando noi diciamo, ci rendiamo protagonisti a tavola.
Quindi questo è un libro da non perdere, veramente. E le regioni a tavola nei racconti di chi ci è nato, Tommasi Edizioni, Natali d'Italia, no? Natali d'Italia, un po' anche per rilanciare una cucina a chilometri zero che è stata coperta magari da così piatti pur sempre nazionali, però un po' troppo edulcorati a livello o nouvelle cuisine o novella cucina, oppure addirittura più da imprenditoria del cibo. Adesso gli ultimi minuti però sono dedicati, gli ultimi 10 minuti sono dedicati a Gianni Morandi. In questa trasmissione parliamo anche di musica pop, di musica leggera, e non possiamo non valutare il fatto che l'eterno ragazzo della canzone italiana sta per compiere 80 anni. Ci sarà una grande festa, diciamo anche qui regionalmente divisa in due tronconi, una nel bolognese e l'altra nel contesto romano, dove ufficialmente vive oramai con la sua famiglia il Gianni nazionale. Devo dire che per la nostra generazione, tra i 60 e i 70, che si avvia, come dicevo poco fa a Paolo Gulisano, quasi mio coetaneo, che si avvia oramai alla terza età, ebbene questa generazione, la nostra generazione, ha subito il fascino straordinario del modo di cantare delle canzoni: In ginocchio da te, Non son degno di te, La fisarmonica, eccetera, Occhi di ragazza. Sono le canzoni del Morandi adolescente, perché diciamo così aveva tra i 16 e i 20 anni, ma forse ne dimostrava anche di meno. E l'epopea sì, un po' pacchiana, d'accordo, non sono qui a glorificare la dimensione nazional popolare dei fumettoni o degli film cantarelli così di allora. È ovvio che c'è della fuffa anche, però c'è anche quella parte buona dell'italianità che adesso si è andata un po' perduta, non si riesce più a ritrovare. E quel sorriso del Gianni di allora è proseguito nel tempo con la fama dell'eterno ragazzo, tanto appunto che qualcuno oggi nel compimento dell'80° anno fa finta, insomma, è convinto che se ne compia, che l'eterno ragazzo ne compia 50. L'eterno ragazzo ha rilasciato un'intervista alla domanda del giornalista: ma non ti fa paura la morte? Lui ha risposto: no, mi fa più paura il dimenticare, magari attraverso quelle malattie che voi conoscete. Non ne parliamo più oggi di malattie, abbiamo già parlato di quelle degli occhi per Santa Lucia, quindi ho più paura del rischio di dimenticare, della perdita della memoria. Il che fa eco a un'altra intervista che è stata fatta a Guccini qualche giorno fa. Guccini in realtà anche lui emiliano, ma del 40, mentre appunto il nostro Gianni è del 44. Certo, ovviamente è, terribile l'idea di dover dimenticare,
di dover dimenticare una vita così intensa, perché noi per esempio non dimentichiamo nel frattempo che negli anni 70 inoltrati Gianni Morandi ebbe una crisi enorme, enorme. Era finito, era un uomo finito. Era tramontata l'epopea del ragazzo innamorato, franco e leale, che è disposto a donare al mondo la freschezza della sua voce, perché erano subentrati degli altri miti canori. È interessante poi come in tutta la storia della canzone leggera, pensate che adesso si parla di trasferire Sanremo a Torino, quindi stanno succedendo delle belle anche nel 2024, ma in tutta la storia della canzone ci sono questi alti e bassi, ci sono questi colpi di scena, ci sono personaggi che non sono mai entrati in crisi, ma per non entrare in crisi sono fuggiti dalla visibilità come mina. E in ogni caso quel Morandi e quella Pavone degli anni 60 sono francamente irripetibili, anche se, vi stavo dicendo, c'è stata una rinascita di Gianni nel corso degli anni 80 e 90, che l'ha rilanciato e l'ha riproposto a una generazione ben diversa da quella nostra che lo aveva amato. La gestualità dinoccolata, la capacità quasi di riversarsi dal palco verso la platea, la specifica traiettoria delle sue canzoni scelte per parlare d'amore o per parlare ultimamente anche di una volontà di rimanere giovani dentro, oltre che fuori, naturalmente, e quindi aprire le porte, essere sempre disponibili. Penso che tra gli altri meriti di Gianni Morandi, ecco, val bene ricalcare la faccenda nel giorno, sarà l'11, il compimento 11 dicembre, del compimento dei suoi 80 anni, c'è il fatto un po' di essersi salvato da una immagine troppo di sinistra, anche se probabilmente non siamo fessi, diciamo, il riscatto del Morandi adulto e âgé è avvenuto anche attraverso una certa compromissione con quel mondo là. Però sia la partenza che la gestione progressiva della giovinezza è sembrata lontana da comportamenti compromissori proprio con quella cultura con la K che tanto danno ha fatto anche nel mondo della musica a vari livelli e in varia forma, e quindi anche questo è un punto in più per la sua immagine, eccetera. Simpatia, certo, poi è tutto soggettivo. Non possiamo negare che qualche critico, di cui non facciamo il nome, abbia notato la difficoltà del Morandi a porsi su un livello di impegno non politico, di impegno culturale, ma qui la sua forza, anche di qui una forza nel rimanere ancorato a una dimensione popolare o popolaresca, che poi anche ineluttabilmente quella dell'emilianità, di un'emilianità appenninica che è anche più fresca e vergine dal punto di vista, diciamo così, della sperimentazione sociale. E tutto questo ha giovato appunto a salvarlo da rischi enormi che sono stati tipici della nostra canzone. Ha duettato negli ultimi 20-30 anni con delle giovani donne,
dimostrando il suo amore per il sesso femminile in senso più alto di quello carnale. Certo, l'amore con Laura Efrican, che era, ricordiamo, più vecchia di lui come età, siamo alla fine degli anni 60, rimane un po' così da incorniciare assieme ad Albano e Romina. Siamo proprio nella carne più profonda della cultura nazional popolare, ecco, con le sue luci e le sue ombre. Però, ecco, quell'immagine di quei musicarelli, cantarelli, appunto, assieme a Laura Efrican, che vengono ora rimemorati anche attraverso le interviste alla stessa donna, sono per certi aspetti straordinari, come freschezza, come vitalità, come salvaguardia di valori che oramai non esistono francamente neanche più. Il Morandi militare, la scena del Morandi militare che si presenta così quasi evadendo dalla dimensione della leva, si presenta all'amata, rimarrà probabilmente nella storia quasi del costume più che del cinema o della musica italiana. Allora, siamo in conclusione. Goditi questi 80 anni, Gianni, al di sopra della destra e della sinistra, ricordati, perché prima della destra e della sinistra viene il cuore del popolo padano e del popolo italiano. Grazie per tutto quello che ci hai dato, Gianni. Sarai indimenticato, indimenticabile, perché quello che ha costituito la nostra giovinezza, la nostra forza, il nostro ardore, il nostro amore per la matria e per la patria non si può svendere a nessuno. Un grande abbraccio a tutti. Venezia risorga, risorga Venezia per sempre. A risentirci.